momento mi trovo a Casteldaccia, la prima saga del cannolo. Pizzica, ma amore! Amici di tutto il mondo, rieccoci a Casteldaccia con il nostro amico Vito. Allora Vito, è venuto finalmente il momento della prima sagra del cannolo di Casteldaccia. Esatto. Tra poco si parte, che cosa ci aspetta? Allora alle 4:30 inizieremo immediatamente con la fanfara dei bersaglieri che salendo che dalla bello. strada principale dal corso arriverà in piazza e si esibiranno di corsa. Fantastico, ma ci posso andare dietro io pure di corsa? Non credo che alla nostra età possiamo fare tanto. Oh, no. Poi che Dopodiché cosa abbiamo? avremo lo show cooking dei maestri pasticceri di Euroform il centro di formazione. che faranno vedere come nasce un cannolo e come si crea il cannolo, il dolce siciliano del carnevale. Adesso andiamo a vedere. Dopodiché praticamente c'è questo momento particolarmente importante che è il contest, ovvero la gara del cannolo da 2 kg. 11 partecipanti che mangeranno un cannolo ciascuno prodotto dai nostri pasticceri, che sono 11 pasticcerie tutte di Quindi Casteldaccia. ognuno presenta il proprio cannolo da 2 kg. Un cannolo di 2 Fantastico. kg. Chi finisce prima di mangiarlo vincerà una vacanza di una settimana in villaggio per 4 persone. Perfetto, perché ribadiamo, come abbiamo già detto l'altra volta, ognuno produce la propria scorcia di cannolo. Sì, qui, sì, i praticamente. produttori locali faranno conoscere il loro cannolo, perché subito dopo ci sarà la degustazione gratuita per tutti gratis di cannoli. Fantastico, andiamo. Mangiamo? Amoni, Andiamo. forza. Buonasera a tutti voi amici di tutto il mondo. Che fa, me lo mangio o non me lo mangio? Certo che me lo mangio, naturalmente a gradissi. Da Casteldaccia, ma sei, facciamo una vedere. Bianca, ecco, Luca. Prodotto fresco, Torniamo bordello facemo, era per lero lero la, lero lero la, lero lero la, lero lero. Evviva la Sicilia! Zazza 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 niente!
mangio. Masino, un cannolo 2 kg, tu diresti cosa? Amici di Castellaccia di tutto il mondo, che fanno mangiamo o non mangiamo? Non mangiamo, ma scusa. Consegniamolo, dai, per favore. Mi auguro che nessuno di voi soffra di diabete. In caso l'ambulanza ce l'abbiamo qui accanto. Quindi... 1, 2, 3, via! I tempi, ma capisco che per mangiare un cannolo di rotina. Come dice Masino, mo mangio o mo mangio? So mangiano, anche perché tutti voi potrete gustare lì, in tutte e 11 produttori, i nostri cannoli a gratis qui. Forza, incoraggiamo chi è rimasto, un applauso! Allora,
Purtroppo ci sono stati altri due ritiri. Non limite! Non limite! È arrivato diciamo a 200 grammi è arrivato, a 200 grammi dal traguardo. Diciamo che sono rimasti due. Lo mangio o non lo mangio? Allora, mi ha annullato anche l'ultimo. Vediamo il signore se vuole continuare, perché tanto a prescindere. Ha vinto! È l'ultimo è rimasto. Quindi facciamo un applauso al signore che... Siamo col sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto, a cui io chiedo di darci un bilancio di questa prima sagra del cannolo che ai nostri occhi mi pare sia stato un grande successo. Non solo ai vostri occhi, diciamo che è stato un grande successo anche perché i cannoli, che ancora ci sono tante persone che mangiano, diciamo che sono figli di tutti. Vi posso assicurare che ce n'erano tanti perché ne avevamo previsti tantissimi e quindi sono finiti. Diciamo che, ripeto, dal mio punto di vista è andata benissimo, c'è stato il contest che è stato molto divertente, diciamo che tutto anche lì è andato bene perché lì la preoccupazione poteva essere qualcuno che soffre di diabete, qualche picco glicemico, qualche picco glicemico poteva avere. Quindi, diciamo che come prima sagra del cannolo siamo felicissimi per come è andata. Ma naturalmente non finisce qua. A gratissimo, come dite noi, Come direbbe Masino. come direbbe Masino, a gratissimo. Grazie sindaco. Grazie a voi, buon lavoro. A tutto il mondo, poi sagateste! Me ne puoi rompere tutto salone. Sta arrivando Gregorio, la foto!
Maria Pia di Salvo. Mo mangio, ma... Niente, ascolta, abbiamo cosa, ma... Non si può lavare in bocca! Vito, com'è andata? Alla grande, oltre alle aspettative, ma oltre alle aspettative grazie a tutti voi che ci state collaborando. Visualizzazioni sono arrivate alle stelle ovunque, quindi dico grazie anche a Masino perché per il suo successo che ha contribuito tantissimo a questa manifestazione e tutti i collaboratori. Esatto, perché ho visto una squadra veramente straordinaria. Siamo una bella squadra. E una compattezza che è quello che fa la differenza. Soprattutto tutti crediamo nella stessa cosa, quindi uno per tutti, tutti per uno, veramente. Perfetto. E questo è il forte di questa manifestazione. 6 giorni a non finire. Viva Casteldaccia, viva il carnevale!
Ragazzi a doccia! Signore ne chiai a Dio! Ragazzi a doccia!